Buongiorno a tutti, sono Cristina della Fenice Immobiliare. Oggi ci troviamo in località Salita al Piano, precisamente a 5 km dalla città di La Spezia, e ci troviamo in primissima collina sopra i borghi di Marola e Cadimare. Oggi vi porto con me a visitare la nostra soluzione che trovate sul nostro sito come terratetto sul golfo. Venite con me che vi faccio scoprire questa soluzione. L'area di parcheggio del nostro terratetto è questa alle mie spalle e il percorso di accesso è solo pedonale. Ed eccoci qui davanti al nostro immobile. Questo è il nostro terratetto dove abbiamo la nostra porta d'ingresso, si sviluppa su 2 piani e la superficie commerciale totale è di 83 metri quadri commerciali. All'esterno abbiamo una corte esterna di 25 metri quadri e un terreno a pochi passi da qui di 830 metri quadri. Venite con me all'interno che vi faccio scoprire com'è suddiviso. Ed eccoci qui all'interno del nostro terratetto. Come potete vedere è ben suddiviso in zona giorno e zona notte. Da qui abbiamo la scala che porta alla zona notte e da qui la scalinata che porta alla zona giorno. Seguitemi all'interno. Siamo nella zona del soggiorno e della sala da pranzo. Alle nostre spalle abbiamo l'angolo cottura e un piccolo bagno di servizio. Questa zona è molto ampia, facilmente sfruttabile sia appunto per la zona pranzo, ma poi anche per la zona del soggiorno dove si può ricavare o un salottino o un terzo ambiente da dedicare poi a un posto letto. Ci troviamo nella zona superiore del nostro terratetto dove è sviluppata la zona notte che si divide in 2 camere, di cui una singola e una matrimoniale, e un altro bagno di servizio. Nella camera singola troviamo innanzitutto questo particolarissimo camino a vista e poi soprattutto l'uscita su questo terrazzo dove abbiamo la splendida vista sul nostro golfo. Qui ci troviamo nella camera matrimoniale dove abbiamo la finestra che affaccia sul nostro accesso del terratetto. All'interno della camera matrimoniale abbiamo un piccolo ripostiglio da dedicare come zona armadi. Ecco qui il panorama che potrete godervi dal vostro terrazzino. Come potete vedere c'è questa bellissima vista sul golfo, alle spalle abbiamo le Apuane e oggi siamo fortunati perché finalmente è anche nevicato. E se mi continuerete a seguire vi porterò nel terreno di proprietà dove è stata installata una particolarissima serra dove vi darò qualche spunto per poterla utilizzare nel migliore dei modi. Ci troviamo all'interno del nostro terreno di proprietà, come vi ho anticipato prima sono 830 metri quadri, all'interno è stata installata questa particolarissima serra e abbiamo sempre la vista sul nostro golfo. Ora vi darò qualche piccolo consiglio per poter utilizzare al meglio questa particolarissima serra. Innanzitutto, come potrete vedere, godiamo della bellissima vista su tutto il golfo, ma può essere interessante allestirla con del mobilio da esterno, qualche tessuto molto particolare, con le luci, per poterla utilizzare alla sera per le cene, ma soprattutto, visto che la copertura è in vetro, godersi le stelle in tutta l'estate. Un altro consiglio che vi posso dare su questa struttura è sicuramente quella di utilizzarla per gli appassionati di giardinaggio, quindi per mettere all'interno piante e fiori, ma soprattutto nel terreno possiamo anche pensarlo per gli amanti dell'orto, quindi chi vuole coltivare oppure mettere alberi da frutta, questa soluzione si presta assolutamente per questa tipologia di utilizzo. Bene, in conclusione adesso vi dirò secondo me a chi è indicata questa soluzione. Sicuramente agli amanti della natura, del contesto panoramico, ma soprattutto da chi vuole scappare dalla vita frenetica delle città. Noi ci troviamo ovviamente vicino a delle località turistiche, quindi abbiamo detto La Spezia per raggiungere al meglio le Cinque Terre, ma soprattutto anche sopra tutti i borghi che accompagnano la strada provinciale verso Portovenere. Quindi non vi resta che mettervi in contatto con la nostra agenzia per poter venire a scoprire il nostro terratetto sul golfo.